essere. Seconda seduta del nuovo Consiglio Comunale di Treviso ed è già scontro tra maggioranza ed opposizione sullo striscione per Giulio Regeni tolto da Palazzo dei 300 e la gestione della caserma Piave. Estorsione nella Castellana, 2 cinesi rubano i documenti ad un connazionale, gli chiedono 600 euro per la restituzione, la vittima li denuncia, arrestati dai carabinieri. 45enne di Montebelluna denuncia il furto del telefono cellulare da 1000 euro, smascherato il nipote, un 19enne di Pieve che aveva cercato di fare anche acquisti online. Ancora una truffa ai danni di anziani a Paese nel Trevigiano, 2 finti tecnici dell'acquedotto con la scusa dell'acqua contaminata hanno derubato un anziano. Sciopero del personale Ryanair, disagi limitati all'aeroporto Canova di Treviso, cancellati 4 voli e qualche ritardo. Inizio d'anno scolastico a rischio per le scuole primarie, mancano in Veneto le maestre, sindacati e regione lanciano l'allarme e domani protesta a Roma. Il presidente del Consorzio di Bonifica Piave risponde alle accuse di Legambiente e Italia Nostra sulla gestione del fiume. Per risolvere il problema delle secche servono 350 milioni di euro. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. La politica cittadina in primo piano, è in corso a Palazzo dei 300 il secondo consiglio comunale della nuova amministrazione di Treviso. Sono già scintille tra maggioranza ed opposizione sullo striscione verità per Giulio Regeni tolto dalla facciata di Palazzo dei 300 in Piazza dei Signori, ma anche sulla gestione dell'ex caserma Piave. Dunque, per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo subito con Palazzo dei 300 con i nostri inviati Lina Paronetto e Francesco Ceron. Buonasera Lina. Che succede? Lina, buonasera, siamo in onda. Ti è arrabbiato? No, ecco, evidentemente c'è ancora qualche problema di collegamento con Palazzo dei 300. Eccoci qua, buonasera, siamo in diretta da Palazzo dei 300, Ecco. C'è un volume un po' alto degli interventi, sta parlando il Presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Iannicelli in questa seconda seduta del Consiglio Comunale dell'amministrazione di Mario Conte. Siamo qui con Antonella Tocchetto, buonasera, e il Vice Sindaco Andrea De Checchi, buonasera, perché proprio Antonella Tocchetto ha lanciato sul piatto il tema delle zone a traffico limitato, no? Questa amministrazione ha detto riapriamo i varchi, e quindi qual è stata l'istanza? Allora, praticamente, siccome ci sono 1000 firme di cittadini che chiedono di tenere chiusi i varchi, e lo stesso Mario Conte in campagna elettorale ha detto chiaramente che lui li riapriva il giorno dopo, io ho chiesto quando intende riaprirli, visto che sono passata 40 giorni. È vero che la Giunta si è riunita poche volte, ma insomma, se vogliono fare un provvedimento veloce lo possono fare anche in una giornata con l'aiuto degli uffici. Ho il dubbio che abbiano qualche perplessità grazie alle 1000 firme dei cittadini. Ah, quindi c'è una petizione? Sì, c'è una petizione che di più di 1000 cittadini che chiedono che appunto i varchi rimangano chiusi, casomai vengono aperti ad orario, ma vorrebbero una città pedonalizzata come aveva proposto la nostra amministrazione del centro-sinistra. Ecco, ho aspettato lei, Vice Sindaco, rispondere su questo tema. Che intenzioni avete? Ma devo dire che voglio assolutamente tranquillizzare il consigliere Tocchetto, non abbiamo alcun tipo di ripensamento, noi abbiamo un'idea di pedonalizzazione che è completamente diversa da quella della passata amministrazione, che con la pedonalizzazione nulla che aveva a che vedere. La passata amministrazione riteneva che fosse sufficiente a porre un divieto di transito ad una strada per pedonalizzare la città. Noi riteniamo che alla pedonalizzazione sia necessario arrivare con provvedimenti di natura complessa, tra cui la sosta, tra cui il servizio pubblico, tra cui gli eventi, le manifestazioni, arrivare alla chiusura della città
come provvedimento finale di una serie di provvedimenti che prepareranno la città alla pedonalizzazione, ed è pertanto che noi i varchi, a partire dal varco di San Francesco, li riapriremo. Lo riapriremo in maniera temporale, nel senso non sarà un'apertura indiscriminata, ma vi saranno orari del giorno in cui sarà aperto e orari del giorno in cui sarà chiuso, vi saranno giorni in cui la ZTL, quindi l'area resterà chiusa, e giorni in cui l'area resterà aperta. Ma a partire da quando più o meno? Avete una data, una scadenza? Il procedimento di riapertura del varco della ZTL di San Francesco è già partito, però proprio per quello che dicevo noi non riteniamo che sia possibile applicare questo tipo di provvedimento a casaccio, quindi per noi è necessario arrivare a quel provvedimento in tempi brevissimi, parliamo di qualche settimana, ma vogliamo prima prepararlo rimodulando la sosta tra Ponte San Francesco e Piazza San Vito, aumentando i parcheggi di carico-scarico in modo tale da poter rendere la via, la piazza vivibile, mantenendo la chiusura serale e di fine settimana, in modo tale di trovare quel giusto equilibrio tra esigenze di residenti, esigenze di commercianti e di artigiani, e soprattutto in maniera aderente a quella che è il desiderata della città. Grazie anche ad Andrea De Checchi. In Consiglio Comunale è arrivato anche il caso dello striscione per Giulio Regeni rimosso da Palazzo dei 300, e prego la regia quindi di mandare il servizio. Lo striscione Verità per Giulio Regeni è sparito da Palazzo dei 300, fortemente voluto dalla passata amministrazione comunale, è stato rimosso scatenando un ciclone di polemiche. Amareggiato e sorpreso il capogruppo del PD Stefano Pelloni ha subito sottolineato la campagna di Amnesty International va oltre gli schieramenti politici. Giancarlo Iannicelli, presidente del Consiglio Comunale, spiega le motivazioni della decisione. Ma al di là di tante chiacchiere siamo passati, abbiamo visto che era consunto, era consumato, le corde stavano cedendo, quindi in accordo con il sindaco di Treviso abbiamo deciso di rimuoverlo. È uno striscione giustamente che ricordava il problema di Giulio Regeni, la verità su Giulio Regeni, è stato più di 2 anni, quindi l'effetto che doveva raggiungere l'ha raggiunto, quindi non è che doveva stare vita naturale durante. Immediata la risposta di Pelloni. Se lo striscione è stato tolto perché era consumato, si può sistemare e rimettere al suo posto. Insomma, l'impegno del Comune di Treviso, così come di tantissime altre amministrazioni in tutta Italia, è quello di mantenere lo striscione fino a che la verità sul caso Giulio Regeni verrà a galla. Una diatriba arrivata in Consiglio Comunale. L'opposizione chiede di rimettere lo striscione in Piazza dei Signori. L'amministrazione ha già annunciato di avere in mente altre iniziative per ricordare le vittime del terrorismo e non solo. Naturalmente noi siamo sensibili a questo e ad altri casi quasi irrisolti che hanno colpito i nostri giovani, quindi già in programma, il sindaco l'ha messo in programma, di fare un'iniziativa a ricordo di tante vittime del terrorismo e di altro, all'estero soprattutto. Il PD in cantiere ha anche altre proposte. Per il prossimo Consiglio Comunale presenterò insieme ai miei colleghi dell'opposizione e spero anche ai colleghi della maggioranza una mozione per intitolare uno spazio comunale, magari frequentato dai giovani di Treviso, dagli studenti, a Giulio Regeni e a Valeria Solesini. Grazie dunque a Lina Paronetto e Francesco Ceron per il collegamento da Palazzo dei 300. Chiudiamo per il momento la pagina della politica cittadina per passare alla cronaca. Estorsione: se rivuoi i tuoi documenti devi consegnarci 600 euro. In manette sono finiti 2 cinesi che avevano rubato permesso di soggiorno e passaporto ad un connazionale. Sentiamo cosa è successo. Pensava di aver smarrito il permesso di soggiorno ed il passaporto, ma poi ha ricevuto una telefonata dai toni minacciosi. Se rivuoi i tuoi documenti ci devi consegnare 600 euro.
Così un cittadino cinese di 50 anni, operaio in un'azienda della Castellana e residente in zona, si è rivolto ai carabinieri di Vedelago. Ha raccontato ai militari che qualcuno lo stava ricattando e di aver avuto l'ordine di trovarsi lunedì alla stazione di Castelfranco per effettuare lo scambio. Così in poche ore è scattata l'operazione dei carabinieri, che hanno seguito la vittima passo dopo passo, ma i malviventi sapevano il fatto loro. Gli autori del reato sono due soggetti che sono gravati già da precedenti per reati contro il patrimonio, hanno adottato particolari cautele nell'effettuare le varie operazioni che hanno poi portato alla configurazione della vera estorsione e che ci fanno presumere che avessero una certa esperienza in questo genere di reati. I malviventi si tenevano in contatto con la vittima tramite il telefono. Hanno fissato vari appuntamenti in varie località, prima a Castelfranco Veneto, poi hanno costretto la vittima a salire a bordo del treno che da Castelfranco Veneto porta verso Padova, costringendolo a scendere, sempre tramite comunicazioni telefoniche, nell'immediatezza nell'approssimarsi della stazione di Campo San Piero. Ma qui ad attendere i malviventi c'erano anche i militari che, appostati nei paraggi, hanno atteso che avvenisse lo scambio lungo una banchina isolata tra i binari. Lì però vi era già un dispositivo nostro in atto e una volta avvenuto lo scambio e si è configurato il reato di estorsione, siamo intervenuti e abbiamo tratto in arresto i due cinesi. L'ipotesi degli investigatori è che il tentativo di estorsione non fosse il primo architettato dai malviventi e che altri connazionali siano finiti nella spirale dei criminali asiatici. La scomparsa di Sergio Marchionne, il primo pensiero va all'uomo, alla sua famiglia, ai suoi cari, ai quali rivolgo le mie condoglianze in questo momento così doloroso. Queste le parole del Presidente della Regione Zaia, esprimendo il suo cordoglio appunto per la morte di Marchionne. Ho avuto occasione di conoscerlo, ricorda Zaia, ricavandone il senso di una persona di grande levatura. Di certo ha scritto la storia dell'imprenditoria nazionale ed internazionale. Con lui se ne va un punto di riferimento dell'economia con la E maiuscola, conclude il governatore del Veneto, punto di riferimento che non sarà facile sostituire. Ancora cronaca, un 19enne di Pieve di Soligo è finito nei guai per avere rubato il telefono cellulare della zia. Sentiamo. Prima ha rubato il telefono cellulare alla zia, poi, senza curarsi del rischio di venire scoperto, l'ha utilizzato per cercare di fare acquisti su Amazon. Nei guai è finito un 19enne di Pieve di Soligo, nipote di una 45enne di Montebelluna, che la scorsa settimana aveva denunciato ai carabinieri del posto il furto dello smartphone. Forse neppure sospettando che il responsabile fosse proprio il nipote, che tuttavia già aveva precedenti di polizia alle spalle per piccoli furti e stupefacenti. Un telefono costoso, quello della donna, 1.000 euro il valore dell'apparecchio, improvvisamente sparito. I carabinieri non hanno impiegato molto tempo a rintracciare il ladruncolo, tanto che il ragazzo, utilizzando le app scaricate sullo smartphone, aveva cercato di fare degli acquisti online senza tra l'altro riuscirci, visto che non c'era più credito nelle carte di pagamento collegate all'account. Nell'abitazione del giovane, poi denunciato a piede libero, è stata recuperata anche la scheda SIM. Era già stato soprannominato il re delle bici rubate, arrestato dagli uomini della squadra mobile di Treviso un 38enne del Ghana. Indagini ed accertamenti degli uomini della squadra mobile di Treviso hanno portato all'arresto di un latitante. Si tratta di un 38enne del Ghana colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Treviso. Lo straniero si era reso responsabile di diversi episodi di ricettazione. I fatti sono relativi al 2012 nel Coneglianese. L'uomo era specializzato nella ricettazione di biciclette rubate che venivano poi rivendute nel mercato nero. Il 38enne è stato individuato grazie ad una laboriosa attività di indagine supportata anche dall'ausilio di mezzi tecnologici. Si trovava in città ed è stato localizzato dalla polizia e subito arrestato. Il business era diventato molto lucroso per lo straniero, hanno spiegato gli investigatori, e ciò ha determinato la particolare attenzione della polizia, dato l'aumento notato nei mesi scorsi di furti di biciclette. Il circuito è stato ora spezzato. Il 38enne è stato portato in carcere a Treviso in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Estate, periodo nel quale aumentano le truffe ai danni degli anziani, l'ultima in ordine di tempo ai danni di un pensionato di paese. Sentite cosa è successo.
È un 69enne di paese la vittima dell'ennesima truffa. Alla porta di casa dell'anziano hanno bussato 2 finti addetti dell'acquedotto e con la scusa di verificare la qualità dell'acqua che usciva dal rubinetto gli hanno svaligiato casa. L'episodio lunedì in via Trieste, dove abita il pensionato. L'acqua è contaminata, dobbiamo controllarla, gli hanno detto i 2 finti tecnici, mettendo in allarme il 69enne e mostrando anche una certa urgenza. Il malcapitato li ha fatti entrare in casa, dando loro retta anche quando gli hanno chiesto di mettere in frigo i soldi e i gioielli, suggerendogli che questo sarebbe il modo più sicuro per conservarli. Non hanno quindi neppure dovuto far fatica a cercare il bottino con cui poi si sono defilati, preziosi e contanti per un valore significativo, ben 30.000 euro. Hanno avuto vita facile i 2 malviventi che a quel punto hanno fatto perdere le proprie tracce. Il pensionato si è accorto solo poi del raggiro, denunciando l'episodio ai carabinieri. Inizio d'anno scolastico a rischio per le scuole materne, mancano le maestre in Veneto e sindacati e Regione lanciano l'allarme. Sentiamo. Noi abbiamo meno maestre di quelle che sono in graduatoria, diciamo, e anche laureate, meno maestre di quelle che sarebbe esigenza avere. Nubi nere si addensano sul cielo delle scuole venete perché l'inizio del prossimo anno scolastico potrebbe essere davvero problematico, soprattutto per la scuola primaria. Già, perché se fino ad ora a lanciare l'allarme sono stati i sindacati, ora a chiedere un intervento urgente del Ministero è la Regione del Veneto. Mancano le maestre, se non si troverà una soluzione all'emergenza, il regolare inizio dell'anno scolastico è a fortissimo rischio. È lo stesso governatore Zaia ad affermarlo, rivolgendosi al ministro dell'istruzione Bussetti. A settembre in Veneto infatti tra pensionamenti e trasferimenti se ne andranno 888 insegnanti delle scuole primarie, mentre altre 850 maestre saranno escluse dalle graduatorie perché non in possesso della laurea, unico titolo abilitante. Queste maestre vedranno concluso il loro contratto di lavoro a tempo indeterminato e ritorneranno a fare le supplenti con un contratto a tempo determinato, a meno che adesso appunto non si riesca a sbrogliare la matassa che si è creata, e in questi giorni c'è in discussione il decreto dignità che dovrebbe contenere anche qua un provvedimento di legge che va a sanare questa situazione. E domani una delegazione di queste insegnanti, che già più volte hanno manifestato in Veneto, andrà a Roma a protestare davanti a Montecitorio per chiedere al governo una riapertura delle graduatorie a tutti gli insegnanti abilitati, compresi quelli che insegnano da anni ma sono senza laurea. Ed ora all'aeroporto San Giuseppe per lo sciopero del personale della Ryanair. Pochi i voli cancellati, tra i viaggiatori qualche incertezza, anche se tutto sommato la giornata si è svolta in sostanziale regolarità. Oddio, bisogna aspettarsi di tutto qua. Speriamo che parte. Sciopero del personale di cabina della Ryanair, 4 i voli in partenza e altrettanti in arrivo cancellati in giornata all'aeroporto Canova di Treviso. Annullati i voli da e per l'aeroporto di Parigi e da e per Malaga. Per le altre tratte una serie di ritardi, anche di una ventina di minuti, ma voli comunque confermati. I passeggeri di quelli annullati sono stati avvisati tramite email o SMS, gli altri sono arrivati in aeroporto comunque in un clima di incertezza. Regolare, sì. È arrivato con 20 minuti di ritardo e parte con 20 minuti. Però regolare. No, è giusto il nostro, sì, tutto a posto. C'è un piccolo ritardo di 20 minuti, speriamo bene. Tutto regolare con i voli? Sì, tutto regolare. Sembra di sì, però non sappiamo, lì è scritto che parte, speriamo bene. Non lo so niente per il momento ancora. Sperate di partire? Speriamo, tutto bene. Al limite un po' di ritardo ci può stare? Sì, un po' così. L'importante è che non si parla di giorni o annullamento volo. Possibilità che poi te l'annulli in corsa secondo te o no? Spero proprio di no, sinceramente. Se dovessi annullarlo cosa fai? Torno a casa. Rinvii la partenza? Rinvio la partenza, certo, sì. 132 i voli annullati dalla compagnia low cost irlandese in tutta Italia, dove lo sciopero è stato proclamato solamente per oggi, mentre in Belgio, Spagna e Portogallo proseguirà anche domani. 600 quelli cancellati in tutta Europa, dove anche il giovedì si annuncia dunque una giornata di passione. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Allora torniamo a collegarci subito con Palazzo dei 300, dove è in corso la seconda seduta del nuovo Consiglio Comunale di Treviso. Ci sono delle ultime ora appunto dal Consiglio, da Palazzo dei 300. Ci colleghiamo con Lina Paronetto e Francesco Ceron. Buonasera Lina. Di nuovo in diretta da Palazzo dei 300, siamo con il consigliere del PD Roberto Grigoletto, che dalla sua esperienza però di vice sindaco assessore alla sicurezza ha avuto qualche cosa da ridire su quello che sta facendo il sindaco Conte su questo fronte. Sì, mi sembra che le operazioni del sindaco Conte di questo mese siano operazioni così di propaganda e di immagine, agisce molto sul livello della percezione della sicurezza, ma tagliare un'aiuola o degli alberi in realtà sposta solo il problema. Se in realtà quei luoghi sono stati eletti per il deposito di droga, è bene non intralciare le indagini e piuttosto lavorare con le forze dell'ordine e assicurare alla giustizia lo spacciatore. Fare blitz annunciati con fotografi e telecamere al seguito mi pare sia un esempio un po' di, tra virgolette, inquinamento delle indagini che non permette in realtà di aggredire il problema qualora ci fosse. Lei ha parlato in particolare dell'intervento all'ex Serena. Come ha definito il sindaco? Ho definito il sindaco Mario Mani di Forbice perché mi sono augurato che per il suo compleanno non gli abbiano regalato cesoie o accette, perché altrimenti ci sarebbe di che preoccuparsi. Grazie a Roberto Grigoletto, noi dal Consiglio restituiamo la linea allo studio. Grazie Lina Paronetta, Francesco Ceron. Noi proseguiamo il telegiornale tornando a parlare delle secche del Piave, perché dopo le accuse di Lega Ambiente il Consorzio di Bonifica ribatte. Sentiamo. Noi stiamo rispettando il PTA della Regione del Veneto, che stabilisce un minimo deflusso vitale sul Piave che è attualmente a 10,2 metri cubi al secondo, e quest'estate non abbiamo mai abbiamo lasciato abbondantemente più di 10,2 metri cubi al secondo sul Piave, quindi abbiamo largamente mantenuto il deflusso minimo vitale. Il presidente del Consorzio di Bonifica Piave, Giuseppe Romano, risponde a Lega Ambiente di Italia Nostra, che avevano accusato il Consorzio di provocare le secche del fiume privilegiando l'irrigazione e l'Enel. E sono l'Enel e i consorzi, c'è un abbraccio mortale tra questi, tanto che quando io ho sollevato il problema della secca del 29 giugno a un certo punto mi è stato detto: abbiamo parlato con l'Enel per farci garantire un po' di acqua in fiume Piave. Accuse che Romano rimanda al mittente, ribadendo il rispetto da parte del Consorzio della normativa attualmente vigente. Per risolvere definitivamente il problema delle secche è però necessario trasformare il sistema di irrigazione da scorrimento a pioggia e creare un sistema per l'utilizzo delle cave come bacini per immagazzinare l'acqua nei periodi di siccità. Tutto questo però ha un costo, questo costo noi l'abbiamo contabilizzato in 350 milioni di euro, che è quello che noi chiediamo alle istituzioni, al Ministero e all'Europa per poter andare avanti in questo percorso. Aperte le iscrizioni per il campionato del mondo del tiramisù che si disputerà a Treviso il prossimo novembre. Lo scorso anno lo scettro era andato ad un bellunese. Ora gli aspiranti campioni di tiramisù possono iscriversi alla seconda edizione della Coppa del Mondo del dolce più amato del pianeta, che si disputerà a Treviso il 4 novembre prossimo. Filo conduttore dell'edizione 2018 della Tiramisù World Cup sarà il prosecco, con le tappe della selezione dal 1 al 3 novembre sulle colline di Conegliano, Pieve di Soligo e Valdobbiadene. 600 i posti disponibili. Si può iscrivere online, selezionare la data e il luogo, la categoria, ma soprattutto anche il tavolo dove si vuole partecipare. Al di là della disputa sulla paternità del dessert più apprezzato, il Veneto punta anche sulle eccellenze enogastronomiche per rilanciare un'offerta turistica che nell'ultimo anno ha visto crescere sempre più il numero di persone che scelgono la nostra regione. I turisti, o meglio i viaggiatori che scelgono la nostra località, lo fanno fermandosi sul nostro territorio. Dunque è arrivata l'occasione per tutti gli aspiranti pasticceri per iscriversi alla gara nella categoria più consone alle proprie capacità e fantasia. Ricette
ricetta originale e creativa, basta essere maggiorenni, non professionisti e soprattutto animati da tanta passione per il dolce più amato, copiato e desiderato al mondo. Ed era questo l'ultimo servizio, tra pochissimo torna 20:10, si parlerà di cultura questa sera, ospiti in studio di Ferdinando Avarino, Giovanna Cordova, direttrice organizzativa di Tema Cultura Festival, e Edoardo Siravo, attore. È tutto dunque per questa edizione, in chiusura come sempre le previsioni del tempo, il meteo. Arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio di giovedì 26 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio tuttavia non si escludono degli occasionali piovaschi sui monti del Bellunese in locale sconfinamento alle pianure occidentali. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 33 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime comprese tra 20 e 22 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 30 e 32 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e solo con qualche isolato fenomeno al pomeriggio, possibile un po' su tutti i settori della nostra regione. Uno sguardo infine alle temperature. Le minime saranno comprese tra 17 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 31 e 33 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.